se io ho tenuto duro è perché quando mio figlio mi chiederà, e prima o poi me lo chiederà, cosa è successo quell'aprile del 2013, io voglio poterlo guardare dritto negli occhi e voglio potergli dire che quando si agisce correttamente, che ci si spende per il proprio paese e si ha la coscienza a posto, bisogna essere disposti anche a dei sacrifici, che la vita non è fatta di scorciatoie, di soluzioni che semplificano nell'immediato la cosa. Ci sono anche dei principi, dei valori e che bisogna avere la forza per portarli avanti anche quando portarli avanti costa fatica, come ne è costata tanto. È chiaro che io da solo non avrei potuto tenere duro. Devo ringraziare mia moglie, la mia famiglia, i miei amici, e tra i miei amici metto anche le persone che sono qui sedute, perché noi non siamo politici, siamo un gruppo di amici che si sono spesi, continueranno a spendersi per fare il meglio che possono per il proprio paese. Ringrazio i miei legali, ringrazio i cittadini di Cortina, ma anche quelli del Cadore e del Bellunese, che in tante occasioni mi hanno manifestato vicinanza e solidarietà, ed è stato importante, perché è vero che alla fine, per quanto amore tu possa avere, quanto affetto tu possa ricevere, sei da solo, perché alla fine sei tu la sera che non puoi venire a Cortina, sei tu che non puoi fare le cose. Però per me tutti i messaggi e la solidarietà che ho ricevuto è stata come una carica di energia che è stata, come dire, rinnovata man mano durante il percorso e che mi ha consentito di arrivare fino a questo 3 ottobre, permettendomi oggi di essere qui appunto riprendere e riannodare quel filo.